Si discute senza troppa partecipazione in Consiglio regionale del Veneto per definire la strada per completare la pedemontana. Al vaglio e presto al voto l'ipotesi di un'addizionale IRPEF per pagare quello che i privati rischiano di lasciare un'arteria incompiuta. Ma in corner Luca Zaia, presidente del Veneto, avanza l'ipotesi del fiscal compact, ossia chiedere a Roma i 300 milioni che mancano. Ma in aula le proteste non sono mancate, con tanto di accompagnamento fuori dal palazzo di attempati inoffensivi manifestanti che hanno srotolato uno striscione. Volevamo soltanto far capire anche ai giornalisti che questa cosa è un assurdo, ci sono degli abusi continui, cioè, stiamo facendo una cava abusiva lunga, la più grande d'Europa, 65 km, e portano via la ghiaia che non è loro, perché i proprietari non sono stati remunerati, non hanno avuto i soldi, e per cui questi sono abusi continui. Prima c'era l'emergenza, oggi l'emergenza non c'è più, ci sono degli agricoltori che fanno biologico, che non hanno firmato la cessione del territorio e oggi si vedono che tirano le reti. Domenica qualcuno è intervenuto e le hanno tolte, adesso ci saranno altre denunce. Cioè, io mi domando, adesso perché non ci fanno... Siete stati identificati, diceva una signora che era con lei? Sì, ci hanno tutti identificati, siamo tutti gente di una certa età, come vede, e trattati come terroristi. Questa è una proposta che noi abbiamo avanzato, abbiamo visto che il governo in alcuni casi, in alcune regioni, ha fatto questa deroga speciale, visto insomma, che il cantiere è un'opera di interesse anche a livello nazionale, tanto è vero che fino alla fine del 2016 c'era un commissario del governo. Chiediamo anche noi la deroga in modo da poter non applicare addizionale IRPEF e quindi poter lasciare i denari nelle tasche di cittadini veneti. Questo che voterete oggi in aula piuttosto che l'addizionale IRPEF, oppure andrete avanti sull'addizionale IRPEF? No, noi oggi andiamo avanti con il provvedimento che prevede l'introduzione dell'addizionale IRPEF e poi se nelle prossime settimane ci saranno novità da parte del governo, nulla vieta alla maggioranza, quindi al governatore Zaia, di togliere questa addizionale. Mettere dei soldi in più senza opere aggiuntive è un rischio che espone la Regione a ricorsi da parte di chi è arrivato dopo. Questo è l'elemento primario. Se poi per forza occorre mettere mano al portafoglio, allora bisogna cambiare modalità di prelievo e avvicinare diciamo una tassazione a quella che è una tassa di scopo e quindi agire sull'IRAP, perché in quel territorio insistono un terzo delle imprese diciamo manifatturiere del Veneto, c'è un decimo della popolazione, non è giusto che altri territori del Veneto paghino un'opera che non useranno mai. Quando purtroppo bisogna rifilare una fregatura si tira fuori un termine in inglese complicato e non spiegabile ai più. Qual è il punto invece? Che per salvare un privato Zaia alza le tasse, mette le mani nelle tasche dei cittadini, prende i soldi dei veneti per darli a un privato e per permettere a questo privato di guadagnare miliardi di euro, una cosa indecente ed ovviamente noi ci stiamo ponendo con tutte le nostre forze.